Ci troviamo con Carla Accardi in campo aperto, in questa sua bella mostra a Trapani, e siamo qui di fronte alle opere sue degli anni 60, quelle giocate sullo spazio, sul rapporto con l'ambiente. Però per arrivare a questo momento molto importante nel tuo percorso, hai lavorato ad essenzializzare il segno. Mi sembra che il momento molto importante sia quello del 1953, quando tu inizi a fare questa pittura giocata sul bianco e sul nero. No, quella inizio, sì, 54. Ecco, 54. Sì. E che per esempio è rappresentata in un'opera come questa. Ecco, questa è un'opera seguente del 57 e l'ho trovata in America, a New York, l'ho ricomprata io, perché l'avevo mandata a Pittsburgh, al Carnegie Institute. Comunque in quel periodo questo bianco e nero è nato proprio in un momento che mi sono concentrata e messa a dipingere per terra così. Perché abbandoni il colore in quel momento? Perché mi sembrava che quel colore usato con il gruppo Forma così era un pochino troppo diciamo di aggiornamento sulle cose europee e cercavo una cosa mia. C'era stata la guerra, allora per me cercavo una cosa più drammatica e allora ho cominciato con questo bianco e nero, anche perché ero spinta da una istanza di antipittura. Ecco, questa antipittura che vuol dire? Rinunciare alla pittura? Significava, sì, non usare sfumature, non usare l'olio, non so, delle cose tradizionali. Volevo fare delle cose di contemporaneità. Ma di solito si poteva usare il nero sul bianco, tu invece rovesci io rovescio profondamente questo aspetto. Uso il bianco sul nero così non c'era pericolo che fosse scrittura. Scrittura, ecco. E c'è questa idea del galleggiamento, del segno. Sì, del segno sempre su una superficie. Anche negli altri periodi io ho usato sempre una superficie. In quel periodo il nero, poi dopo sono venuti i colori contrastanti. Rosso, blu. Io ho avuto l'impressione che il nero comunque tu lo usi sempre come una luce molto, molto aperta, molto profonda, non come una negazione della superficie. Interessante questo, sì. Questo discorso della luce che viene dal nero? Sì. E viene dal nero per quello che ci sta sopra poi, sul nero. Certo. Infatti, che lo vivifica. Ecco, per arrivare a questo periodo, questo è un quadro del 57, che però inizia già prima, eccetera. Diciamo nel momento più iniziale della tua formazione, inizi a lavorare sulla scomposizione della forma. Sì. Cioè nel clima del post-cubismo, come si dicono i critici. Qui non c'è nessun quadro del periodo di forma. Però già questo... Però c'è già questo che Isola, questo è un periodo che ho chiamato Isola. Isola, sono... Sì. E cercavo una mia caratterizzazione, sì. E viene un po' da questa idea di bloccare la forma su se stessa e vedere le sovrapposizioni dei colori, le disarticolazioni. Infatti. Qui siamo già vicini al bianco e nero, cioè non ci sono ancora, però i segni cominciano a delinearsi. Comincia a venire questa pittura di segno. Certo, qui siamo sempre negli anni 50, nella prima metà degli anni 50. 53 così. E gli artisti che tu allora sentivi vicini alla tua esperienza, c'erano dei dialoghi? Ho avuto, sono andata a trovare a Parigi Hartung, mi ha piaciuto un artista molto importante per l'essenzialità del segno. Sì, infatti è stato importante per me. E degli italiani qualche riferimento? Ma in quel momento quando ho cominciato bianco e nero c'era Crippa per esempio. Ti ricordi? Sì, Crippa. E allora un suo lavoro mi ha suscitato così un po'. Anche un'organicità della forma, cioè un continuo divenire del segno e del colore. Quindi questo aspetto degli anni 50 è fondamentale. Sì. Poi è una memoria che tu poi riscopri nel tempo, volta per volta. Certo. Dai una grande importanza a questo momento, vero? Sì. Però sempre io ho dato importanza ai periodi che ho chiamato come famiglie di lavori. Sì. Quest'idea della famiglia significa un gruppo di un gruppo che tu affronti, approfondisci
E poi in qualche Sì. modo E superi, poi- lasci. Sì, poi lascio perché passo ad altro, cioè, infatti non sono caratterizzata da un lavoro uguale lungo tutto il Certo. corso. E infatti negli anni 60 c'è questa bellissima stagione dove tu lavori sulle plastiche, Sì, ed infatti. è un'apertura notevole Sì. al discorso del, Sì, del segno che amplifica le sue possibilità, sì. esce dalla superficie. Sì, e attraversa lo spazio e si mescola a quello che sta intorno. Che nella sta vita, intorno. sì. Anche perché quello è stata una spinta dovuta al fatto che io desideravo smitizzare questa, dopo ho cambiato veramente idea, però smitizzare l'opera, che non dovesse più troppo impressionare la persona che pubblico. guardava. Sì. Soprattutto anche continuare a usare la superficie Sì. non più legata al supporto, No, infatti. quindi al telaio, a queste... Sì, sì. Infatti ho fatto degli ambienti poi. Questi rotoli, Questi rotoli appartengono a questo periodo del Sicofoil che io è come aver tolto il Sicofoil dal telaio, dal supporto, per mostrare che si poteva anche arrotolare, che un quadro era anche una cosa che si poteva quindi qui fare oggetto. c'è la memoria anche della colonna rispetto No, all'architettura? quello no. No. Però del fatto che il segno Sì, gira intorno, gira intorno, ad un sì, nucleo, si infatti. sovrappone Sì. e il pubblico può andare anche E questo, a leggere sì, dentro. ho una sala al Museo di Rivoli, Tutta dedicata, tutta dedicata ai rotoli. sì. E poi queste come colore si collega con le triplici tenda che per ora è esposta al Museo di Rivoli a Torino. Sì. Ecco, questa cosa della tenda che non è presente in questa mostra, ma che però è un dato importante. È stato, ecco, ho cominciato nel 65, ho fatto la prima tenda che era fra una semplice piccola casa dove si entrava e anche una forma di tempietto. Quindi era abitabile come Era- spazio sì, quasi, sì, diciamo. Sì, sta a Torino, è proprietà di un collezionista di Torino, Corrado Levi, che l'ha messo Certo, Corrado Levi nel suo residence, sì. che ti ha seguito Insieme molto. a Sì, molto, certo. sì, molto. C'ha molte opere mie. Ecco, interessante questo fatto della pittura che diventa spazio, però uno spazio abitabile dove il pubblico Sì, può entrare, sì. può girarci intorno. Infatti. Poi quella piccola tenda del 65 è il primo ambiente del dopoguerra. Quindi sei È stata un'antesignana esposta, di sì, questo aspetto. è stata esposta con questa caratteristica, sì, a New York, sì. Quindi Carla Accardi, anche rispetto ad un filone dell'arte contemporanea che è quello dell'arte ambiente, Sì. sei stata una delle prime a intuire le possibilità del colore fuori dalla semplice posizione superficiale. Sì, di parete, Di parete. e di quadro, sì. Sono uscita dal quadro. Hai fatto anche dei coni, mi sbaglio? Sì, Quindi che appartengono attraversando sempre a questo gruppo. altre figure Dei solide, coni, della sì, geometria infatti. solida. E poi ci sono queste opere su telaio, Sì, dove tu ritorni al telaio, oppure non lo smentisci, però sì, fai vedere, sì. lo fai vedere come una parte Sì. del lavoro che va vista. infatti, sì. Il telaio fa parte di tutto il lavoro. Qui Laura Cherubini, ieri parlando con noi, Sì. diceva che c'era una memoria del tracciato delle Sì, saline. delle saline, Ecco, io infatti. non vorrei ritornare su questo aspetto, No. però è interessante, Interessante questa cosa. La struttura Già, del pensiero la visivo trasparenza anche e la trasparenza, di sì. questo quadro qui, dove qui scompare proprio il segno, perché il segno ha un cammino. Nasce prima con il bianco e nero molto iconografico, variato, e poi addirittura diventa anonimo come qui nei Certo. rotoli e scompare completamente. Qui addirittura Poi, rimangono... dopo questo periodo, ecco qui ci sono queste fasce, queste cose. Dopo questo periodo io ho voluto riprendere il colore, perché naturalmente se no finivo completamente tutto. Certo. E allora l'ho ripreso tornando
sui telai, vedi, ho ricominciato dai Con questi telai. Il triangoli. colore torna sul legno, non dentro, Certo, perché per sono me questi- sembrava con questa il figura. Sicofoil diventa una Sì, superficie una superficie, trasparente. sì. Questi sono 10 triangoli che, Sì. che vengono Ho installati. fatto diverse forme di questo genere, ho fatto una mostra poi da Paola Betti a Milano nel 78 e nel 79. E ogni Con volta questa- acquistano negli spazi in cui vengono collocate anche Sì. dei respiri diversi, Sì. delle dimensioni Infatti, diverse a certo, livello... sì. Poi ho fatto questo lavoro, Ethos Prometheus, che deriva dagli 8 triangoli grandi che ho fatto come grandi vele. Anche che questi qui non ci messi sono. a parete. Messi a parete, sì, infatti. E anche qui c'è la memoria del supporto, perché queste Sì, sono queste sono le traverse dei di telai quei telai, sì. che sono stati da te dipinti e Sì. riproposti Sì. in E questa... poi sono dipinti con una spugnatura, vedi? Poi ci sono tutti i colori primari e secondari. C'è il giallo. C'è il blu, c'è il No, rosso. prima c'è soltanto il giallo, il rosso e il blu, che poi diventano, sovrapponendoli, arancio, verde e viola. E viola. Quindi dai 3 colori fondamentali ci Sì, sono, ci sono quelli altre... secondari, sì. E questo è un lavoro che fa vedere proprio la tua capacità di occupare tutto l'ambiente, cioè può essere Sì. a terra, Sì, sì. a parete... Poi la parete l'ho messo in Toscana, Sì? in una proprietà, La una Volpaia? villa, no, la Volpaia, alla Santa Maria Novella, Santa Maria che è di Novella. proprietà di Miratti, è stato Luciano Pistoia Pistoia. e poi il progetto di Giacinto di Pietrantonio, Pietrantonio. sai? E ci sono 2 in ceramica, messe su una grande parete. Anche qui c'è una ricerca di strutture elementari, Sì. di ritmo, Certo, anche di un percorso che il pubblico può fare attorno certo. all'opera, attraverso questi suoi C'è questo elementi. movimento rotatorio, Sì, che sembra quasi muovere l'aria Questa, intorno, e quindi costringere anche forma sì, così ritmica in movimento, antica. anche. Ecco, per esempio, di fronte a questa nuova modo di usare la plastica e il colore, che differenza c'è, per esempio, tra Questo questo annullamento? Questo è precedente, perché lì, quello è l'ultimo del periodo del Sicofoil, della plastica, che è durato 14 anni. in fondo. 14 anni, Sì, quindi un tantissimo. periodo molto importante. Dal 65 al 78, sì. E allora, al 79, questo è un periodo in cui i segni piccoli diventano dei grandi segni disegnati proprio Proprio geometrici. macroscopici. Sì, macroscopici, Forse è uno dei infatti. momenti dove il segno diventa più grande. Sì, vero. E anche monocromo, in fondo. E monocromi, sì. Allora ho usato dei colori un po' scuri, verde muschio, questo rosso. Questo rosso tu lo usi anche come un senso Sì. vitale, vitalistico, Sì. molto Sì. acceso. Per me il rosso significa questo. Questo è un quadro, direi, anche molto importante per questi motivi, anche perché poi si lega a opere che tu hai fatto prima, perché quelli sono degli anni 60. Quelle sono precedenti. Però c'è Queste sono le ultime su tela, prima di passare alle plastiche. alle Però è bello plastiche. ritornare nel tuo lavoro dal presente al passato, dal passato al presente. Hai ragione. Sì. Questo è precedente a questo, perché qui il segno, che nel bianco e neri era molto differente l'uno dall'altro, che formava delle strutture, invece io lo stacco e lo archivio, lo metto in fila, vedi? Questo qui c'è una sorta di scrittura, anche se tu non ami questo poi c'è termine, però una qui sorta c'è di scrittura, di sì. scrittura. E poi i colori sono contrastanti, rosso, blu, e poi dato che questi colori emanavano luce, allora io ho pensato di usare materiali che avessero la luce già dentro di sé, che sono i colori fluorescenti. E allora ho fatto quel lavoro là. Che fanno anche vibrare lo sguardo, lo mettono anche in una situazione un po'... molto, infatti. Un po' ambivalente, ottica, quasi di... E questo ho fatto questa stella, che
Per me era un omaggio a Frank Stella, lui non l'ha saputo mai però. Senti, quando i tuoi commentatori critici parlano del rapporto con la cultura araba, con la scrittura, Sì, con qualche l'idea volta della hanno decorazione, parlato di questo. tu che effetto ti fa? Io sì, in effetti mi ricordo che avendo studiato un po' a Firenze, poi l'ho abbandonato, sono andata a Roma, perché ho capito che dovevo staccarmi da questa grande ammirazione che avevo per il Rinascimento. Per la cultura classica? Sì, perché dovevo rientrare un po' nelle mie origini e questo ha funzionato bene perché ho cominciato a fare delle cose mie originali. Sì. Quindi è un senso vero, profondo, una radice Sì, che tu sì, una riconosci. radice, sì, è vero. Anche questo grande trittico è Questo trittico è recente, diciamo, no recente. dell'87, È se non sbaglio. dell'87, sì. Però è dopo gli anni '80 che io ho usato la tela grezza e in questo trittico ci sono 2 disegni sovrapposti. Questo è un periodo in cui c'è i segni ci sono e poi ci sono delle parti, come vedi, e questa si chiama veduta, perché c'è un po', vedi lì c'è come una torretta lassù, così delle... Una veduta di un paesaggio... A me non piace che i segni miei vengano interpretati simbolicamente oppure con vicinanze al realismo. Al realismo, alla figurazione. Però mi è piaciuto di creare, lì ci sono degli archi, come di un ponte, certo. e quello è un po' come l'isola Tiberina, no? Quindi è una veduta di Roma, in qualche modo. Però in una maniera particolare. Certo, del resto tu hai sempre un legame con il paesaggio, però non è un legame naturalistico. Certo. No. Il paesaggio come luce, come colore, come grande respiro delle forme. Già. E questo è un aspetto anche positivo, adesso, perché si può arrivare all'astrazione, alla non figurazione, mantenendo viva la memoria del paesaggio, della natura, dello spazio circostante. Già. Trittici tu ne hai affrontati degli altri? Sì, ne ho affrontati degli altri. Infatti. Ed è una dimensione che ti esalta, che ti piace molto? Molto, sì. Ho fatto di più dittici, molti ne ho. Però ho fatto qualche trittico, anche uno lo sto facendo adesso. Ecco, qui entriamo nella prima sala Nella dove prima ci sono sala, 2 dittici. 2 dittici. Questo è un dittico che io, vedi, ho messo staccato perché... Certo. Non è considerato come È un'opera però. È un'opera di 2 elementi. Di questo elemento ha di bisogno vuoto. di questo, sì. Si intitola Capriccio? Sì, Capriccio spagnolo. Capriccio spagnolo. Perché ho fatto col nero sopra la tela grezza, mi ha evocato un po' questa... Qui ritorni al nero, al valore assoluto del nero. Infatti, è vero. Mentre questo è fatto sempre durante il periodo tela grezza, però ogni tanto io lo copro e diventa una pittura. Questo è dei primi anni 90 ed è un lavoro con questa luminosità. L'ho esposto pure da Salvatore Ala a New York, sì. Quindi poi è un lavoro è uno di queste nostre terre. di queste parti. Qui, sì. Bello questi segni bianchi che di nuovo... E poi ecco qui, come vedi, ho usato anche la tecnica strofinata e non come faccio in genere sempre io, tutta distesa, compatta. Qui invece ho voluto lasciare questi effetti. Di luminosità sottostante. Sì. In qualche modo questa è una delle tue ultime movenze, perché voi avevi fatto un ciclo anche che si chiama Movenze del segno, quindi infatti, è vero. È bello questo rinnovare il segno e riproporlo e farlo cantare in maniera sempre imprevedibile. Sì. Proprio questa tua tecnica che tu dici dello strascinamento Infatti. dà ulteriori possibilità alla lettura del pubblico. Sì. E tu ami molto che il pubblico possa gioire, possa avere piacere, mi sembra... Sì. Prima mi ricordo che mi piaceva molto metterlo un po' in sospeso il pubblico, allora quei colori così
dicevo, mi ricordo che dicevo questa cosa, però in fondo nell'arte c'è anche la bellezza, in Italia specialmente è un elemento che non ha fatto paura. Anzi, su cui sta tornando sempre molto interesse, Sì. È chiaro che la bellezza è sempre diversa, Sì, non è sì. la bellezza Certo, un unico canone. Certo, sì, infatti. E la pittura, quella che tu avevi fatto come antipittura, ritorna ad essere una pittura radicale, perché tu sei un Radicale, artista sempre, di grande sì. radicalità, Sì. però aperta alla Sì. sensorialità, Sì, al sentire. anche bravo, sì, benissimo. Questo L'hai a te interpretato bene. Questa mostra spazia dalla superficie all'ambiente attraverso Sì, questi segni molto particolari già. dell'Accardi, che sono Lì c'è un altro, vedi che è di Sì. proprietà qui a Trapani, del mio amico. quello è un E quadro. quello è posteriore al bianco e nero, perché io ho avuto 2 periodi col grigio, ed è stato uno, è stato questo, e poi c'è anche lo schermo intorno, vedi, Certo. della televisione, diciamo, quello che poi è stato Schifano. Schifano, Mauri e altri, sì. Sì. E poi è stato un altro periodo di grigio, è stato quando ho usato l'essicofoil, la plastica, che ho un periodo che qui non c'è. Il periodo proprio di grigio, proprio di colori, perché si vede che io, che uso tanto il colore, ho avuto bisogno di una pausa. Che il grigio poi è un valore luminoso più Sì. che un colore, è una specie Sì, di, sì, sì, di sì. zona di meditazione. Sì, di meditazione. Quindi l'impulso è venuto Sì. leggermente. Ecco, queste parentesi, se non sbaglio, si chiamano così. Sì, c'è stato un periodo di parentesi in cui io ho isolato dei segni, e questa parentesi chissà per me ha significato qualche cosa che io evocavo. Anche un chiudere la forma chiudere la e forma, sì. aprirla, come Sì. se ci fossero È vero, delle, sì. delle onde concentriche, Delle delle onde onde- sonore sì, concentriche sì, è che vero. si dilatano, mentre con questi Questo, altri. questo è un periodo che, appunto, che circondavo i segni Con altri colori, con quindi altri un colori, rafforzamento. sì, 2 colori contrastanti. Queste 2 opere sono oltretutto del. Sì, no, questo è molto precedente, Sì, questo è recente. Questa è recente. Sì, Questa è quella che Questa è quella introdotta sul catalogo, infatti, l'immagine sì. di questa mostra. È del 97 questa. Sì, l'anno scorso. Questo invece Ed è questo è 85, molto precedente, sì. perché sulla tela grezza pure è un lungo periodo. E adesso invece ho ricominciato a coprire la tela grezza, come qui, e dipingere. Ecco, la tela grezza per me- è un colore. È un colore, è una superficie, come è stato il sicofoil, come è stato il nero. Sono delle superfici su cui io evoco Agisci con- questi sì. miei segni. Sì. Ed è anche un valore tattile, Sì, sensitivo, sì. bello. E poi l'ho usato in diverse maniere, per esempio qui come fondo, qua invece come vedi è come spessore. Come spessore, come Sì, quasi ombra l'ho del- lasciato come del segno. spessore. Come spessore. Sì. Anche in quell'altro. Queste sono del 95. Che queste sono molto recenti, anche qui il segno diventa macroscopico. Sì, sì, sì. E tu dentro il segno agisci con altri Agisco segni. poi con altri segni, sì. Quindi rendi ancora Questi più complesso. 2 sono... Questo si intitola, se non sbaglio, Pietrose distanze. Sì. Che cosa. Poi io ultimamente ho usato, non so, 10 anni così, ho usato dei versi di poesie, di Campana, non so, di altri. Che ti hanno stimolato sul di piano. Zanzotto, sì. Perché mi piace questa evocazione, però data dopo che il quadro è finito. Ok, Ho dato- dopo quindi non è il tema sì. del quadro. No, ma è no, una- no, no, dato dopo. Sì, un I titoli accompagnamento. sono importanti, no? Sì, sì. Poi ho avuto periodi invece in cui mettevo i colori, rosso, blu, Arancio verde. arancio, verde, sì.
ζήσαμε μαζί, πως είμαι ένα αδιόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο, πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου θα ζει, να με κρατάς στη μοναξιά σκληρά φυλακισμένο. Λένε για μένα, λένε για μένα, λένε για μένα, λένε για μένα. Τα ρούχα μου μυρίζανε καπνούς και αλκοόλ, γυναίκες που χανόντουσαν μέσα σε ένα τσιγάρο. Στη σκέψη μου τις έπαιρνα και πλήρωνα γι' αυτό. Λένε για μένα οι όμορφες, δεν ξέρω που τραβάω. Λένε για μένα, λένε για μένα, λένε για μένα, λένε για μένα. Όλοι αναρωτιόντουσαν πως έφτασα ως εδώ. Μας φαίνεται καλό παιδί, τι να το κυριεύει. Οι θύελες που πέρασε δεν του βάλαν μυαλό. Απ' το Θεό παιδεύεται και το Θεό παιδεύει.